12ª edizione di Progetto Fuoco. Che cosa è diventato? Che cosa avete realizzato? 12 edizioni hanno fatto sì che una continua crescita, questa sia diventato l'appuntamento più importante al mondo nel settore del riscaldamento a biomassa. Con questa manifestazione stiamo dando una mano alle aziende a ottenere visibilità, a ottenere conoscenza e promozione in un settore che è fortemente in crescita, perché comunque si parla di utilizzare un'energia che è rinnovabile, un'energia che è sicura, che è sostenibile e che tutto sommato è anche economica. Si presentano 800 aziende, il 40% di queste aziende vengono dall'estero, ci aspettiamo 75.000 visitatori, normalmente provengono da 70 paesi, sono 9 padiglioni, insomma è una fiera assolutamente clamorosa per questo tipo di mercato. Siamo contenti noi di Verona Fiere e di PMT di poter essere coloro che hanno dato forza e visibilità a questo settore con tutta l'azione di investimento che stiamo facendo, che oltre a Progetto Fuoco prevede anche un evento nell'anno di non svolgimento ad Arezzo, una rivista PF Magazine, tutta una serie di attività che, come ho detto prima, accompagnano le aziende verso un percorso di conoscenza e promozione. Siamo consapevoli che insieme all'associazione di categoria AIEL abbiamo in qualche maniera il compito di spingere le aziende a cercare sempre di più di produrre prodotti innovativi e che consentano minori emissioni e maggiore efficienza. In questo senso stiamo anche incentivando il turnover tecnologico, ossia la sostituzione dei vecchi impianti a combustibili fossili o comunque a legna, quelli che hanno 20-30 anni, quelli antichi, con prodotti di nuova generazione che proprio per le caratteristiche migliorative che hanno consentono di dare un contributo vero alla lotta per il cambiamento climatico. Verona Fiere sempre di più rappresenta il tessuto economico e produttivo della nostra nazione. Noi vogliamo rappresentare, e ci stiamo riuscendo, un territorio che ha poi delle proprie specificità. Infatti non è un caso che le nostre principali fiere sono proprio espressione di un territorio e sono fiere che sono leader a livello internazionale. Penso a Vinitaly, penso a Marmomac, penso alla Fiera Agricola, penso alla Fiera Cavalli e penso anche a Progetto Fuoco. Quindi tutti elementi che fanno parte del nostro territorio e tutti elementi che hanno avuto un grande successo a livello fieristico, ma anche a livello internazionale, come il mercato poi richiede, perché poi è il mercato che decreta chi ci sta bene o chi viene espulso. Noi vogliamo essere una piattaforma che veicoli i nostri prodotti nel mondo. Progetto Fuoco oggi è la 12ª edizione, è leader a livello internazionale del settore, un settore molto importante perché è un'economia che viene valutata intorno ai 4 miliardi di euro, rappresenta 14.000 imprese, 72.000 addetti tra diretti e indiretti, quindi numeri importanti. E questa edizione, come anche le altre, ma questa edizione ne dimostra la vocazione internazionale. Abbiamo il 40% degli 800 espositori che sono internazionali. Questa è una fiera che è molto attenta al tema ambientale e quindi alla green economy. Vengono rappresentate anche 12 nuove start-up europee che presentano progetti dedicati al fuoco, al progetto fuoco in chiave sostenibile, quindi una vocazione, come dicevo prima, in un settore altamente competitivo, altamente performante, ma con una declinazione nel rispetto dell'ambiente.
intanto dobbiamo ringraziare tutta l'organizzazione di Progetto Fuoco che ci dà l'opportunità di poter presentare le nostre istanze. Quali sono queste istanze? L'istanza è che le canne fumarie e gli apparecchi devono essere manutentati. Noi come associazione, essendo nei nostri associati proprio gli operatori del settore, chi va a installare e manutentare le canne fumarie, andiamo nelle case a spiegare le buone pratiche alle famiglie. Cioè a come chiamare spesso la manutenzione, quindi lo spazzacamino, a come pretendere dagli operatori le dichiarazioni di conformità e quant'altro. Insomma, l'unione ci rende più sostenibili e più adeguati ad un mondo con il benessere, con il green? Certamente, perché la biomassa fa parte delle energie rinnovabili a tutti gli effetti. Una frase dice 60 years of fire burning inside, che esprime un pochettino quella che è la filosofia dell'azienda, che da 60 anni conquista impeccabilmente il mercato. Come avete fatto e chi è Piazzetta? Piazzetta nasce, come ho detto, 60 anni fa tramite un grande fondatore, Domenico Piazzetta, che poi dopo la famiglia porta avanti il suo desiderio di diventare importante in questo settore. Tramite il calore siamo entrati nelle case delle famiglie, proprio così. La Piazzetta tiene molto alla famiglia. Alla famiglia è un tocco particolare per il design. Quali sono le caratteristiche che determinano il successo dell'azienda? Secondo me c'è sicuramente il design, la qualità e il servizio che diamo in tutta l'Italia e adesso in tutto il mondo. Nome Piazzetta da anni, da sicurezza e anche da questo tocco diverso da tutti gli altri con il suo design e la qualità, sicuro. Oggi avete rappresentato un unico prodotto, che è questo che abbiamo al nostro fianco. Questo si chiama Panoramic, che questo modello è nuovo per quest'anno e l'interno sarebbe l'M360, che 360 rappresenta i gradi che si vede il fuoco. Panoramico in questa forma, ma anche in forma prismoidale. Sì, e poi abbiamo anche rettangolare e quadrato, lo stesso modello. Chi è che oggi acquista l'eccellenza di Piazzetta? L'eccellenza di Piazzetta secondo me acquista anche gente che nel passato aveva già acquistato e goduto Piazzetta per tanti anni. 60 anni di fedeltà? Sì, sicuro. Se dovessi chiedere oggi Piazzetta è? La passione del fuoco, sicuramente. Siamo nell'anno 2020, il mercato è andato ancora più avanti, da 2 anni a questa parte intuiamo e riusciamo a comprendere quelli che sono stati i passi avanti e le direzioni verso le quali si volge questo mercato dei caminetti, delle stufe e delle caldaie. Il settore è andato sicuramente avanti, è migliorata tutta la parte tecnologica dei prodotti, quindi abbiamo prodotti veramente sempre maggiormente performanti. Noi stessi abbiamo portato qui a Progetto Fuoco una combustione particolare che chiamiamo combustione totale del pellet, quindi la tendenza è proprio quella a usufruire di questo combustibile naturale in modo molto professionale.
Ecco, avete suddiviso tra l'altro le caratteristiche dell'azienda sia di design che tecnologiche in due aree per far comprendere meglio quella che è l'applicazione all'interno del prodotto. Quale vince tra le due, design o innovazione? Ma la domanda è sempre bella perché in realtà non c'è un vincitore, sono entrambi due fattori molto importanti, quindi proprio per questo abbiamo scelto di presentare la parte estetica nella parte perimetrale dello stand, mentre l'interno è tutto dedicato a spiegare le tecnologie che sono dentro i prodotti, che sono veramente importanti e assolutamente innovative, quindi avevano bisogno di spazio. Il pubblico deve capire che oggi acquistare una stufa o un camino significa in realtà acquistare veramente una macchina complessa che deve bruciare al meglio il combustibile e avere emissioni bassissime e in regola con quelle che sono le normative vigenti. Non tutti i prodotti sono uguali e quindi per permettere ai clienti di capire che cosa c'è dietro è stato importante presentarli addirittura sezionati per poter spiegare il funzionamento. All'interno dello spazio vediamo una rotatoria che scorre perfettamente i significati, quindi quando si spiega il prodotto da cosa si parte e a dove si arriva. Si divide per tecnologia, quindi se bruciano legna o pellet, e questi due macromondi a loro volta si suddividono in altri mondi, tra cui il riscaldamento ad aria e il riscaldamento ad acqua. Ognuno di questi focolari ha un suo spazio dedicato e viene spiegato attraverso filmati, scritte e ovviamente sezionati le spiegazioni. È difficilissimo non essere accompagnati, abbiamo la fortuna di avere dei grandi professionisti allo stand che accompagnano i nostri clienti e spiegano al meglio tutto quanto. Il futuro prossimo visto da Palazzetti, da qui, da Progetto Fuoco, lanciato verso il prossimo biennio? Sempre più biomasse, assolutamente. La voce, oggi sempre di più i prodotti si gestiranno attraverso la voce, quindi 2 anni fa parlavamo di app, quest'anno parliamo di voce e sempre più prodotti performanti e in linea con l'ambiente e con le emissioni richieste dalle normative. Il must have dell'intero mercato è la leadership di Nordica Extra Frames. Come si muove, che cosa? Per questo 2020 potete raccontare di avanzamento e di novità? Ci muoviamo sempre con l'attenzione assoluta ai prodotti, l'attenzione assoluta al mercato, ma soprattutto con la voglia di informare, la voglia di trasferire quelle che sono le verità del nostro settore finalmente ad un mercato che è disposto ad ascoltarci. Purtroppo siamo troppo spesso vittime di una disinformazione che ci vede quasi causa assoluta di emissioni di polveri, quando in effetti tutto questo è limitato ad una quantità talmente marginale che potrebbe essere sicuramente tenuta in secondo piano. Noi continuiamo comunque a perfezionare e a dimostrare che i nostri prodotti possono avere delle performance veramente impensabili fino a qualche anno fa, e soprattutto siamo convinti e vogliamo trasmettere un messaggio molto forte, che è quello che se vogliamo ridurre l'inquinamento dobbiamo sostituire i nostri prodotti. I vecchi prodotti devono essere sostituiti perché hanno una tecnologia talmente vecchia che non riuscirebbe in nessun modo a limitare quello che è l'impatto sull'aria. Quindi con i nuovi prodotti diamo veramente un aiuto. La cosa curiosa è che per sostituire i nuovi prodotti siamo molto aiutati, perché c'è un conto termico che ci mette a disposizione fino al 65% dell'investimento. La terza generazione è presente in questo Progetto Fuoco 2020. Cosa si augura
alla terza generazione? Beh, l'unica cosa che posso augurare è che abbia sempre l'entusiasmo che ha adesso, la grande caparbietà e la voglia di fare che sta dimostrando in questi pochi mesi, perché è una terza generazione che è appena entrata, che deve conoscere e deve capire veramente tutto ciò che lo circonda. Sicuramente ha una grande responsabilità, ma sono convinto che se mantiene la voglia di fare e se mantiene l'amore per questo settore che mio suocero ha trasmesso a me personalmente, certamente potrà avere dei grandissimi risultati. Che cos'è Nobis come azienda, come si posiziona e qual è la vostra filosofia? Il nostro prodotto si differenzia da tutti i prodotti della concorrenza in quanto è pensato e dedicato all'utilizzo del privato nell'utilizzo quotidiano della stufa. Infatti è l'unico prodotto presente in fiera che garantisce un'autonomia per quanto riguarda la pulizia. Infatti la stufa si può pulire addirittura una volta ogni 30 giorni. Un altro dei fattori importanti di Nobis è la silenziosità, quindi il fatto di fare una stufa estremamente silenziosa in modo che renda piacevole l'utilizzo di questo prodotto. E in più le performance. Oggi bisogna sicuramente avere un occhio di riguardo alle performance e alle emissioni, infatti i nostri prodotti sono tutti certificati 4 stelle e sono Ecodesign 2020 e questa è la filosofia che ci contraddistingue in questo mercato. Nobis è una stufa sicura, quindi tutti parlano di sicurezza, ma per noi la sicurezza è la prima cosa, quindi abbiamo uno standard di sicurezza forse il più elevato sul mercato. In più la nostra stufa dà al privato la possibilità di utilizzare tutti i tipi di pellet, visto anche l'incremento del costo del pellet, la possibilità di utilizzare anche un pellet che costi un po' meno sicuramente aiuta. Infatti abbiamo dei sistemi che permettono di avere una combustione sempre ottimale e sicura con qualsiasi utilizzo di combustibile. In più la silenziosità, grazie alla convezione naturale e alla ventilazione, ma soprattutto alla convezione, quindi riscaldare come riscalda una stufa a legna, ma con la tecnologia e la praticità dell'utilizzo del pellet, e in più autonoma. Perché? Perché dando un grande tempo tra un ciclo di pulizia e l'altro, infatti la stufa prevede anche dei cicli di pulizia automatici, quindi rendendo veramente comodo l'utilizzo della stessa. Visto che voi siete coloro che hanno soddisfatto un'esigenza, quale sarà l'esigenza futura che voi riuscirete a soddisfare in questo mercato? Allora, sicuramente è di incrementare ancora la nostra gamma dei prodotti, avere delle stufe ancora più efficienti e meno inquinanti, e in più di portare questa tecnologia che oggi noi presentiamo solamente su dei modelli ad aria, quindi delle stufe che possono scaldare uno o pochi più ambienti, portarlo sulle caldaie per scaldare grandi ambienti o addirittura l'intera casa. Questo è l'obiettivo che ci poniamo nei prossimi anni. Forte posizionamento nel mercato che viene rappresentato in questo progetto Fuoco 2020 in maniera, devo dire, eclatante e superlativa. Che cosa avete creato e come si riesce a creare questo forte posizionamento? Abbiamo lavorato molto, il posizionamento di questa azienda è molto legato al design del prodotto, all'immagine, anche perché crediamo che il nostro prodotto debba stare dentro una casa dove l'aspetto arredativo è fondamentale. E quindi ormai da anni abbiamo lavorato su questo aspetto. Siamo arrivati a lavorare sia sulla rappresentazione del prodotto, sulla presentazione e sul prodotto stesso. Ad esempio lo scorso anno abbiamo lanciato in esclusiva al Salone del Mobile di Milano un progetto che prevedeva una collaborazione piuttosto importante con Patrizio Urchiola, Paola Navone e Michael Gelmacher. Quindi siamo molto attenti agli aspetti arredativi della casa.
Siamo partiti dal cliente finale, abbiamo tentato di capire quali sono i driver di acquisto, capire qual è l'esperienza d'uso e l'obiettivo è stato quello di tentare di migliorare l'esperienza d'acquisto del nostro cliente. Abbiamo realizzato un nuovo format che si chiama Premium Partner che vuole proprio tentare di migliorare l'esperienza d'acquisto del cliente che entra in contatto con l'azienda, con i nostri prodotti, ma poi anche con le nostre rivendite, con i nostri servizi e con anche la rappresentazione diciamo, emozionale dei nostri prodotti sul punto vendita. C'è forte propensione per il design, un grande approccio al marketing mix e poi ovviamente una grande tecnologia con un nuovissimo prodotto che presentate. Sì, mi permetto di considerarlo almeno all'interno della nostra azienda la grandissima novità di quest'anno, è frutto di un lavoro durato più di 2 anni. Ci sono 2 brevetti dietro a questa tecnologia ed è una tecnologia che rappresenta una nuova combustione. Secondo me è un progetto rivoluzionario perché tramite un processo tecnico o fisico che si chiama gassificazione abbiamo migliorato e ottimizzato la combustione di questa macchina che funziona a pellet, regalando una fiamma unica. L'ispirazione che ci ha guidati è stata quella della fiamma della legna, quindi una fiamma molto dolce, molto più lenta rispetto al prodotto normale a pellet, estremamente silenziosa, con una silenziosità nel funzionamento unica. La combustione estremamente ottimizzata ci consente di avere il vetro praticamente sempre pulito e questo per il cliente finale non è una cosa che vale poco. Questa è una stufa 5 stelle, ha dei livelli di emissioni tra i più bassi che ci sono sul mercato e li ha a tutti i livelli di potenza. Magari a lei dice poco, ma agli addetti ai lavori il fatto di mantenere a tutti i regimi di potenza delle performance di questo tipo è una grandissima sfida e quindi un grande risultato che abbiamo ottenuto. MCZ Group è? Tutte le anime del fuoco. Parola d'ordine per il futuro e per quest'anno soprattutto, guardando verso il futuro.
Noi attraverso l'AIEL, insieme all'AIEL che collaborano con noi, abbiamo certificato delle nuove stufe e quindi con le nuove certificazioni siamo riusciti a ridurre di oltre il 70% l'emissione di particolato in aria. Questo è un dato molto importante, è stato riconosciuto anche dalla rivista Altro Consumo, che è indipendente e che ha fatto degli specifici test. Quindi avanti con questo, cerchiamo sempre di migliorare e con questo dobbiamo sapere che il settore della biomassa contribuisce circa il 30% del fabbisogno di produzione di energia elettrica. Nell'ambito dei rinnovabili, quindi che in Italia è circa il 40%, la fa da padrona. Questo è il risultato e dobbiamo dirlo, informare che non è vero che il legno inquina, ma con le tecnologie vecchie, obsolete, sicuramente inquina molto di più. Con le nuove tecnologie riduciamo notevolmente i consumi, ci avviciniamo a quasi le emissioni, non dico le emissioni zero perché sarebbe bugiardo dirlo, ma tendiamo a arrivare a questo. Progetto Fuoco nato come progetto e poi magari diventato una vera e propria realtà culturale. Sì, perché noi non abbiamo mai fatto solo manifestazioni fieristiche, ma abbiamo cercato di fare cultura del settore, informazione, innovazione e curare che tutti i nostri espositori partecipino a questo sistema in maniera intelligente e senza antagonismi. Stiamo crescendo in tutti i sensi, la manifestazione cresce con la città e viceversa. Sì, verrebbe da dire che è partito come progetto Fuoco, ma ormai non è più un progetto, solo un progetto, ma è una realtà importante a livello internazionale, perché questa è la più importante fiera al mondo del settore, è una realtà importante per la nostra fiera e quindi anche per la nostra città, ed è una realtà importante per un settore che ha dei numeri veramente importanti. Volano economico veramente importante, è in crescita continua e devo dire che anche, dicevo prima durante l'inaugurazione, questa formazione, questa comunicazione, questa innovazione e tecnologia applicata ad un settore per fare in modo che anche l'impatto sull'ambiente e il rispetto per l'ambiente sia sempre migliore, è una risposta importante che sicuramente deve, ma lo sarà sicuramente, essere coltivata anche e soprattutto dalle imprese che su questo ambito stanno facendo uno sforzo incredibile. Verona capitale della sostenibilità, grazie anche a Progetto Fuoco. Sì, noi stiamo lavorando molto a 360 gradi anche come amministrazione, ma è chiaro che anche iniziative, manifestazioni, eventi come questi che danno un messaggio, una comunicazione e devo dire anche una formazione non tanto e non solo agli addetti ai lavori, ma anche all'utente finale, è sicuramente importante dal punto di vista della crescita sostenibile dei nostri territori. Innovation all'interno di Progetto Fuoco si chiama Give Me Fire. Che cosa avete fatto? Un village fantastico. Abbiamo riunito all'interno dell'Innovation Village, che abbiamo chiamato Give Me Fire, esattamente come la startup competition omonima, 12 startup provenienti da tutta Europa che portano un po' tutte le influenze del digitale ma anche dell'innovazione sui materiali all'interno del mondo del riscaldamento a legna. Per cui abbiamo delle società che lavorano ad esempio sulla blockchain, un modo per certificare la filiera del legno che deriva di fatto proprio dall'applicazione del digitale, a nuovi elementi che aiutano a portare nuova energia all'interno del mondo delle stufe, dei caminetti, quindi il miscanto, che è una nuova tipologia per riscaldare, per accendere il fuoco, nuovi biomateriali.
In questo Innovation Village ci sono appunto queste 12 startup che si confrontano, tutti i visitatori di Progetto Fuoco hanno la possibilità di votare la loro startup preferita e ogni giorno le startup si presentano al pubblico appunto di Progetto Fuoco e quindi possono riceverne i voti e alla finale il sabato mattina riceveranno ovviamente il voto di una giuria qualificata nel corso di una finale della durata di circa 1 ora e mezza e verrà eletto il vincitore del Give Me Fire Startup Award. Parola d'ordine per il futuro di questo settore, vista da lei che magari riesce un attimino a avere un occhio privilegiato verso l'innovazione futura, quale dovrà essere? Contaminazione, costruire la filiera università, startup, imprese e qui all'interno di Progetto Fuoco è il posto giusto per trovare proprio, per creare questo mix e questa contaminazione che fa arrivare sul mercato in modo molto veloce dei prodotti innovativi. Jolly Mac, la seconda generazione che ha catturato il mercato del riscaldamento, ma una storia che nasce da oltre 50 anni. Esatto. Come siete riusciti a posizionarvi in maniera così forte su questo mercato che tra l'altro è estremamente competitivo? Diciamo che da sempre abbiamo puntato su sistemi di riscaldamento in grado di riscaldare l'intera abitazione, per cui il nostro punto di forza è proprio questo, avere dei prodotti che si possono sostituire anche completamente alla caldera tradizionale. Il vantaggio è che con i nostri prodotti si può risparmiare, per cui il cliente può fare un vero e proprio investimento utilizzando la legna o se vuole anche il pellet. Con un nostro prodotto magari anche combinato che può coniugare i due combustibili, per cui la praticità del pellet e il risparmio e il fascino della legna. Puntiamo proprio sulla qualità e ricerca e sviluppo, perché il nostro punto di forza è sempre l'innovazione. Anche qua in fiera ci siamo presentati quest'anno con dei prodotti molto innovativi, proprio in grado di soddisfare quelli che sono i limiti più alti sul quanto riguarda le emissioni, quei prodotti per quanto riguarda le stelle per dare una riconoscenza, un 5 stelle, con cui riusciamo chiaramente a sopperire a tutti quelli che sono i limiti imposti poi dai vari comuni, dalle varie amministrazioni locali. Design, quanto è importante e che parte ha all'interno del contesto generale di una combinata e come si dividono le quote, tecnologia e design, oggi in questo mercato? Il nostro slogan è proprio design e tecnologia, andare oltre, per cui partiamo per prima cosa a fare un prodotto che chiaramente sia bello da vedere, si possa inserire un po' in tutti i contesti. Chiaramente investiamo tanto sulla parte estetica, però andare oltre vuol dire che comunque a questo offriamo non solo un prodotto bello ma un prodotto molto funzionale e questo ci dà la possibilità chiaramente di sganciarci un po' da quelli che sono un po' i nostri competitor. Oggi si guarda sempre al futuro, Progetto Fuoco 2020 è un po' una piattaforma anche di comparazione per guardare oltre. Che cosa vede il futuro nell'ambito del riscaldamento? Progetto Fuoco sicuramente è una bella piazza dove comunque ci si può confrontare con tutto il mondo, visto comunque l'ampiezza di questa fiera, e noi crediamo ovviamente che chiaramente non mancando la tecnologia e chiaramente essendo noi una squadra molto giovane di collaboratori, riusciremo sicuramente a offrire al mercato, al nostro futuro, prodotti sempre al passo, innovativi con tutte quelle che sono richieste. Un'esperienza che parte da lontano in un settore che è quello dei forni. Sì. Come si struttura e come si arriva oggi all'interno di Progetto Fuoco Channel con altri business? Fontana è un'azienda della tradizione, è stata fondata nel 1946 da 3 fratelli Fontana e attualmente abbiamo i figli dei figli, quindi siamo la terza generazione di Fontana. È un'azienda che fa dell'orgoglio di essere un'azienda marchigiana, dell'orgoglio di essere un'azienda del territorio e della forza della tradizione
i suoi punti di forza principale, senza trascurare una grande innovazione tecnologica che è stata messa in piedi ormai dagli ultimi 20 anni e che fanno di Fontana sicuramente l'azienda leader nel settore dei forni a legna e a gas destinati alla cottura della pizza per finalità di tipo domestico. Cosa ha vinto e ha reso vincente Fontana nell'ambito dei forni a legna? Sicuramente la chiave strategica dell'azienda è stata quella di pensare al futuro in ogni momento della sua vita imprenditoriale e industriale senza mai trascurare il passato, ovvero da dove l'azienda è venuta. Negli anni è un'azienda che si è strutturata con una produzione all'avanguardia, investendo tantissimo a livello di macchinari, di tecnologie e soprattutto di conoscenza. Quello che ha fatto un po', secondo me, la differenza negli ultimi anni sicuramente è stato il potenziamento dell'area tecnica, l'investimento nelle risorse umane, quindi per tutto quello che riguarda ricerca e sviluppo, progettazione, nuovi materiali, la collaborazione con le università. Mi piace ricordare che solamente 5 anni fa Fontana è stata nominata l'azienda, la famiglia Marchigiani dell'anno, che non è un premio da poco perché l'abbiamo conseguito dopo Antonio Merloni e dopo Diego della Valle, quindi è stato sicuramente un premio importante che ha certificato il nostro impegno. Abbiamo coniugato, partendo da un'analisi di quello che è le generazioni di utenti che cambiano, perché ci siamo resi conto che il forno e la nonna non ci sono più come una volta. La nonna che stava a casa, la mamma che stava a casa, che accendeva il forno la mattina, che cucinava tutto il giorno, il pane, i biscotti, non c'è più. Le nuove generazioni hanno bisogno di velocità, vogliono un forno che si accenda e si riscaldi in pochissimo tempo, però vogliono comunque assaporare la tradizione, il vero cucinare italiano. L'idea che abbiamo avuto e che è anche oggetto di brevetto è il forno Everyday nella versione Piero, ovvero nella versione un po' più piccolina, diciamo. È un forno innovativo perché è l'unico forno che permette all'utente di essere utilizzato sia a gas sia a legna. Allo stesso tempo, quindi, non so, vengo a casa la sera alle 7, non ho tempo di aspettare di fare la combustione di legna perché comunque devo cenare, devo preparare la cena alla famiglia, eccetera. Semplicemente con un gesto accendo i bruciatori a gas e in 10 minuti ho un forno pronto che mi permette di cuocere la pizza, di fare un arrosto, di cuocere una lasagna, qualsiasi cosa. La domenica ho più tempo da passare assieme ai miei amici e alla mia famiglia, lo stesso forno, carico la legna al suo interno, accendo il fuoco e nel giro di mezz'ora, 40 minuti è pronto per darmi il vero gusto della pizza o della lasagna o delle pietanze della tradizione italiana. Insomma, un perfetto matrimonio da tenere in un focolare domestico. Passiamo nell'altra anima di Fontana, Sì, che è Fontana esatto. Calore. Sì, è l'anima più giovane dell'azienda, è un'anima nella quale siamo entrati da pochissimi anni, siamo, non dico gli ultimi arrivati, però fra gli ultimi arrivati, ma nel quale cerchiamo di portare la nostra conoscenza del saper lavorare l'acciaio, del saperla utilizzare il fuoco anche nel mondo delle stufe a biomassa. Fontana dal 2011 si è impegnata nella realizzazione di una gamma ampia e completa di stufe a pellet e di caldaie e la cosa che un po' ci distingue dal resto dei nostri competitor è sicuramente l'attenzione dal punto di vista tecnico. Sappiamo come si lavora il ferro, sappiamo come si lavora l'acciaio, sappiamo come ricavare il massimo da una stufa ed è interessante sapere che quest'anno presentiamo una piattaforma di stufe che sono le più performanti esistenti sul mercato. Abbiamo ricevuto encomi anche dai nostri partner che certificano i nostri prodotti perché siamo la stufa sul mercato con la maggiore efficienza, 97,1%.
Siamo la stufa che inquina di meno, oltre il 70% di emissioni di polveri sottili rispetto a una stufa tradizionale che esiste ancora sul mercato. Siamo una stufa che grazie a questi valori riesce a far risparmiare una famiglia con un appartamento di 90 metri quadri fino a 300 euro di pellet all'anno. Questo in un certo senso è il nostro biglietto da visita, questa continua ricerca dal punto di vista tecnico per offrire sempre di più nel rispetto dell'ambiente e nel rispetto ovviamente delle aspettative del cliente finale. Edilcamin è un'azienda che da quasi 60 anni definisce una scelta di fiducia per il mercato. Perché questo? Da quasi 60 anni l'azienda è leader sul mercato, è un'azienda che è partita con la produzione di caminetti in cemento e si è evoluta negli anni tecnologicamente su tutti i prodotti ad oggi importanti per la sostenibilità e l'ecologia. Oggi Edilcamin produce stufe, caminette e caldaie che fondano il proprio successo su quali caratteristiche? Certo, stufe, caldaie e caminetti a legna e pellet, vogliamo specificare, sicuramente qualità, affidabilità e sicurezza con un design sicuramente piacevole. Questo conduce l'azienda ad ottenere una leadership nel proprio mercato. Certamente in Italia da appunto quasi 60 anni e comunque anche sul mercato estero dove esportiamo in oltre 30 paesi. Quest'anno presentiamo una gamma nuova di stufe a pellet, anche con la possibilità di canalizzare altri ambienti. Una nuova gamma di stufe stagne, le stufe stagne sono quelle che non prelevano l'aria dall'ambiente. E così come, molto importante, tutta una nuova gamma di focolari a legna e termocamini a legna. Ci troviamo davanti ad un sistema di domotica integrata nell'ambito del riscaldamento domestico. Che cos'è un sistema integrato, un sistema domotico? È un sistema che in qualche maniera permette al cliente finale di interagire in maniera semplice con il prodotto. Quale sistema migliore? Allora di una testa, di un cervello, the mind, che abbia innanzitutto un'interfaccia semplice. Come facciamo per fare un'interfaccia semplice? Un telecomando che sia telecomando, quindi possibilità di comandare direttamente, ma con dei tasti intuitivi a 2 livelli. Quello che noi vogliamo offrire al cliente con questo sistema è una semplicità di interazione. Questo sistema, ad esempio, è compatibile con Alexa, Google Home. Ci fa piacere presentare le caldaie perché le caldaie sono uno dei prodotti in cui meglio si può esprimere quelli che sono gli aspetti di ottimizzazione della tecnica soprattutto in termini di emissioni e di scambio all'acqua. Sulle caldaie già ad oggi si rispetta l'ecodesign, che è una regolamentazione molto stretta che prende in considerazione i 5 parametri più legati agli aspetti ambientali generali. Ricordiamoci che le nostre combustioni sono innanzitutto rinnovabili e soprattutto non emettono nuovi gas serra, quindi questo è il contributo principale. Le istituzioni lo sanno, infatti premiano in maniera particolare le caldaie con il conto termico. Entriamo nel mondo delle termostufe. Le termostufe costituiscono, secondo me, un'accoppiata ottima fra chi desidera utilizzare l'acqua come fluido vettore, ma dall'altra parte desidera in casa un oggetto di arredamento. Qua a fianco, per esempio, abbiamo il nostro nuovo prodotto Mirna H, una stufa dal punto di vista braciere, divisione della fiamma, ma
con uno scambio all'acqua. Come sottolineavo per le caldaie, è fondamentale su questi prodotti rendere semplice l'integrazione sull'impianto. Myrna H si va a proporre con questo design nuovo a tutta una serie di modelli che noi abbiamo, anche di diverse potenze. Termocamino a legna vuol dire parlare della tradizione del fuoco. Termocamino a legna, soprattutto nel centro-sud, è un must, cioè bisogna avere il termocamino a legna. Perché? Perché la legna è ancora oggi comunque un combustibile molto utilizzato, evidentemente il combustibile in assoluto più economico, per quanto il pellet sia automatico, eccetera, e quindi un combustibile che fa ancora della storia, fa ancora dell'immagine. Oggi come oggi fortunatamente vengono richieste di rispettare e quindi di utilizzare al meglio le caratteristiche della combustione della legna e nascono dei termocamini che sono fondamentalmente degli apparecchi con degli aspetti evidentemente storici, cioè il cliente carica la legna come sempre, ma con delle soluzioni di combustione, con dei sistemi anche per l'installazione già proposti un po' preparati per aiutare installazioni che siano il più possibile a regola d'arte innanzitutto, ma anche il più possibile fattibili e compatte. Come resta il camino? Il camino a vista resta come tutti quanti i camini. Ci piace dire che su questo modello abbiamo scelto anche per la versione acqua un portello abbastanza vetrato, un po' come abbiamo fatto per i fratelli versione aria che si chiamano window, quindi window, vidro, tutte parole che in qualche maniera vogliono richiamare con la W doppia e con il vetro ampio. Oggi Edilcamin è leader, affidabile e sicurezza e design, lo voglio ribadire, sì, sicuramente. Una presenza all'interno di una sorella di manifestazione che è Progetto Fuoco Italia Legno Energia invece ad Arezzo. Che cosa state realizzando e questa presenza quanto è importante anche per la crescita della manifestazione in Arezzo? Ma le manifestazioni sono in assoluta simbiosi, diciamo che la biennalità permette proprio di coprire temporalmente invece in modo completo quelle che sono poi le aspettative e le necessità non solo di questo mercato ma delle imprese che ovviamente devono presentare in un settore così in crescita, diciamo, novità e importanti anche soluzioni che ovviamente ci permettono di approcciare a ormai quello che è diventato un grande mercato con grandi prodotti e con una risposta anche ecologica a quella che sono poi le richieste appunto di corretto riscaldamento, corretta qualità della vita. Sono due manifestazioni che, ripeto, si completano, permettono di coprire temporalmente e anche geograficamente questo mercato che è sempre in grande crescita e che ogni anno, e oggi c'è una dimostrazione qui, davvero presenta sempre delle novità eccezionali e un impegno davvero importante delle nostre imprese e la qualità degli operatori poi lo confermano e ovviamente ci fanno guardare avanti con una speranza e anche, diciamo, con un ottimismo importante per il nostro mercato. Possiamo lanciare l'edizione prossima di Italia Legno Energia direttamente da Progetto Fuoco? Certo, tutti invitati, tutte le aziende, tutti gli operatori. E i mezzi di comunicazione che sono fondamentali perché una corretta informazione anche nel settore appunto green è assolutamente importante, quindi una presenza importante, davvero tutti invitati alla prossima edizione di Legno Energia ad Arezzo per mostrare le nostre produzioni di eccellenza.